Allora, ancora una volta in diretta qui dall'Auditorio Eugenio Montale, Teatro Carlo Felice, una giornata importante, concerto per la festa della donna. E allora partiamo subito da un messaggio che insomma lei sta portando qua, ecco, facciamolo vedere, perché mi diceva prima di iniziare proprio l'intervista, poco fa, prima di andare in diretta, mi diceva il corpo ha numerose valenze, anche quella di portare dei messaggi. Assolutamente sì, il corpo della donna è sempre stato utilizzato come veicolo anche di messaggi di varia natura, e io oggi, visto che comunque ho lavorato anche nell'ambito della moda e visto anche che sono da poco terminate le sfilate, appunto la Milano Fashion Week, ho pensato veramente di veicolare questo messaggio, ovvero che la moda cioè che la guerra è fuori moda. In realtà sì, fa sorridere, però fa pensare, perché noi siamo tutti addicted, quindi siamo tutti soggetti a correnti di pensiero, a mode di pensare, e quindi lo vediamo correntemente, diciamo, anche sui socials, no? E c'è chi preferisce seguire una corrente piuttosto che un'altra, e quindi veicolare questo messaggio è importante, soprattutto fatto da una donna, proprio per far capire che possiamo utilizzare anche il nostro vestiario, il nostro corpo per veicolare messaggi importanti. Usiamo però anche il braccio sinistro. Usiamo anche questo braccio, che naturalmente come ambasciatrice Unicef sono estremamente onorata anche di poter sempre portare avanti questa lotta contro la violenza sulle donne, che sapete faccio attraverso il movimento di sensibilizzazione 100 donne vestite di rosso, e anche per i bambini e per i ragazzi. Ieri appunto ero con una scuola, un istituto intero di ragazzi, un istituto comprensivo che va dai bambini fino ai ragazzi grandi, e tutti insieme abbiamo ripetuto rispetta e ama. E questo è un messaggio importantissimo, anche perché nel caso, poi parlando sempre di donne, oggi parliamo di donne, ci sono anche molte giovani donne che nel mondo non hanno magari in certe condizioni addirittura nemmeno il minimo rispetto. Non hanno il rispetto, e dobbiamo ricordarci anche che fino a che c'è una donna che nel mondo è ritenuta in una posizione di inferiorità, da questa parte del mondo giustificherà il pensiero di un uomo che la tratterà in maniera inferiore, e quindi questa lotta e questa rivoluzione culturale che è delle donne e degli uomini in realtà diciamo che è di tutto il mondo, anche perché sappiamo perfettamente, voi lo sapete indubbiamente che fate comunicazione, che oramai in questo mondo globalizzato qualsiasi cosa accada qui le ripercussioni si hanno anche dall'altro capo del mondo, e pertanto ecco è un effetto di cui parlo spesso come sociologa, l'effetto butterfly, ovvero l'effetto farfalla, che se una farfalla sbatte le ali da una parte del mondo, di qua c'è lo tsunami, ed è un po' questa rivoluzione culturale che stiamo portando avanti. E questo stavamo proprio pensando, proprio 30 secondi, ruba ancora 30 secondi, perché insomma poi la cronaca della giornata. Volevo che ci ricordasse ancora un attimo, lei ha citato appunto l'associazione 100 donne vestite di rosso, e quindi insomma voglio dire, anche questo è un messaggio molto importante. Il rosso tra l'altro ha una profondità sotto molteplici aspetti. Sì, allora il rosso, innanzitutto posso dire, io l'ho scelto un po' perché è il mio colore preferito, però ha veramente una molteplicità di significati, e soprattutto il primo che vorrei di nuovo che ritornasse alla ribalta è il significato dell'amore. Il nostro cuore è un cuore rosso, e allora vorrei che si riportasse questo significato universale, che il rosso è il colore dell'amore, della passione, e non chiaramente della violenza e del sangue solo. Come le rose, insomma, che rimanga quello. Oh, questo sarebbe sì un gran messaggio, una bella rosa rossa. Va bene, io la ringrazio, lascio andare ovviamente allo spettacolo meraviglioso per questo concerto per la Festa della Donna, e continuiamo la nostra diretta qui in rigorosa diretta per Truman TV dall'Auditorium Eugenio Montale del Teatro Carlo Felice. Concerto per la Festa della Donna. Il prossimo brano, Franz Schubert, Ständchen, Serenata di 957. Yeah.
Battesimi, comunioni, matrimoni, non farti prendere dall'ansia. A vestirti ci pensa Adriana con il suo vasto assortimento, le linee più di tendenza e quelle più classiche, i colori più attuali, per lei, per lui, anche per le taglie comfort. Adriana, lo storico negozio di Bolzaneto, rende unici i tuoi momenti più importanti. Dal 1960 specialisti delle cerimonie. Adriana, un nome ligure, una storia italiana.